Nei giorni scorsi, rispettivamente martedì e ieri, a Sottomarina e Chioggia hanno avuto luogo due importanti convegni. Il primo, organizzato dalla Lega, ha ospitato l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che ha introdotto la nuova legge regionale sulle strutture ricettive, mentre il secondo, curato dal sindacato SPI CGL, ha inteso fare il punto sulla sanità nel territorio della Laguna Sud. Chioggia Azzurra rappresenta entrambi gli appuntamenti. I servizi completi andranno online nel corso della serata. Fulmine a ciel sereno per la viabilità circostante Chioggia. Dopo l'annuncio del senso unico alternato, che a cavallo dell'inverno interesserà per 2 mesi il ponte sopra il Brenta tra Brondolo e Calino, ieri, durante una seduta della quarta commissione consiliare, l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo e il sindaco Alessandro Ferro hanno annunciato l'assai probabile senso unico unidirezionale per il ponte delle Trezze, ovvero un tratto del ponte translagunare che collega Chioggia a Valli e quindi alla terraferma. Noi diciamo assessore, no assessora. Ieri c'è stata questa commissione in cui abbiamo saputo questa notizia che anche il ponte translagunare sarà oggetto di lavori, importanti lavori, e si paventa l'installazione addirittura di un senso unico. Com'è lo stato dell'arte? Allora, lo stato dell'arte vede interessato appunto il ponte delle Trezze sul nostro ponte translagunare e necessita di interventi di manutenzione importanti. Si è ragionato più volte, anzi negli ultimi incontri con ANAS, sull'eventualità di una chiusura e quindi un senso unico alternato del ponte. In visione anche del senso alternato che ci sarà nell'altro ponte più a sud della nostra città, sopra il Brenta, si è ragionato e si è convenuto che probabilmente avere due sensi unici alternati si andrebbe a creare un po' di caos, e quindi con ANAS si prospettava, e lunedì valuteremo meglio con anche il dirigente della polizia locale e anche con i tecnici ANAS, valuteremo meglio, ma si prospettava appunto l'opzione di un anello circolare, probabilmente in uscita da Chioggia, un senso unico, con un rientro invece in città tramite il Lazzarone. Quindi proprio una viabilità circolare per permettere quindi una maggior fruibilità del traffico. Quando inizierebbero questi lavori? ANAS ci annuncia più o meno verso novembre, però lunedì saremo in grado di dare maggiori notizie dopo l'incontro appunto a Mestre. Grazie mille assessore. Prego. Grazie. Arrivederci. Sbotta intanto il capogruppo delle Leghe Consiglio Comunale Marco Dolfin, il quale sostiene che se non fosse stato per la convocazione della commissione, la città non sarebbe venuta a conoscenza di questo importante cambiamento nella vita quotidiana di lavoratori e studenti pendolari. Dov'è la trasparenza grillina? Si chiede Dolfin. Fosse stato per loro, lo avremmo saputo a cantiere avviato. Non si rendono conto di cosa stanno parlando, e meno male che vantano buoni rapporti con ANAS. Se così fosse, avrebbero potuto preannunciare la cosa già durante l'incontro di Calino lo scorso 16 ottobre. A margine della seduta di commissione ieri, da registrare un animato battibecco tra il presidente del comitato civico di Valli, Giuliano Fiorindo, e Jonathan Montanariello, capogruppo del PD in Consiglio. Il comune di Chioggia ha ottenuto ragione dal TAR del Veneto, che lo scorso lunedì 28 ottobre ha respinto il ricorso presentato da 6 farmacie ubicate a Sottomarina contro lo spostamento della farmacia San Marco da Corso del Popolo a via Marco Polo. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della delibera di giunta numero 147 del 24 luglio 2018 che risistemava i bacini di utenza di ogni esercizio in virtù proprio di detto spostamento. In tale occasione il Comune recepì obbligatoriamente una precedente sentenza del TAR che aveva disposto fosse la Giunta e non il Consiglio Comunale l'organo competente a formulare la zonizzazione. Le 6 farmacie di Sottomarina, che si sono sentite penalizzate dal nuovo assetto, lamentavano 4 violazioni nella delibera, tutte riconducibili all'eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale, invece, la convalida per autotutela da parte dell'ente è fondata. La sentenza dà ragione al comune che all'epoca non aveva disposto il mero decentramento di una farmacia dal centro storico di Chioggia a Sottomarina, bensì una più generale revisione della pianta organica del settore, motivata con le mutazioni demografiche e dai parametri che prevedono una farmacia ogni 3.300 abitanti. Peraltro il TAR afferma che il comune non era tenuto a dimostrare tali spostamenti di popolazione, pur avendone nei fatti tenuto conto. A Sottomarina, infatti, di precedenza vi erano 2 zone in cui farmacie superavano i 6.000 assistiti. Inoltre, per assegnare la 7ª farmacia a Sottomarina è sopravvenuto anche un bando regionale, cui la San Marco aveva partecipato volontariamente. Il TAR, quindi, confermando la correttezza del complesso iter procedurale seguito dall'Ufficio Commercio del Comune di Chioggia, riconosce valida l'attribuzione di una nuova farmacia nella zona sud-est di Sottomarina, interessata maggiormente dallo sviluppo urbanistico, e quindi considera equa e funzionale la zonizzazione predisposta dal Comune, accolta benevolmente anche dall'Ulstre Serenissima e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia. Le 6 farmacie ricorrenti, quindi, sono state condannate al pagamento delle spese di lite per 1.500 euro al Comune e altrettanti alla farmacia San Marco. La sentenza è stata firmata dalla Presidente del Collegio Alessandra Farina e dagli altri magistrati Marco Rinaldi, primo referendario, e Mara Spatuzzi, relatrice della causa nell'udienza pubblica del 9 ottobre scorso. Anche quest'anno tornano gli appuntamenti chioggiotti con spettacoli di mistero, la rassegna regionale di eventi nel periodo delle feste di fine ottobre e inizio novembre. Questa sera, giovedì 31 ottobre, l'associazione La Bricola darà vita a una passeggiata notturna di 2 ore lungo le calli del centro storico, accompagnata dalla recitazione di leggende e racconti misteriosi. Il ritrovo sarà al Refugium Peccatorum nei giardini del Duomo alle ore 20:45. Per accedere gratuitamente occorre scrivere all'indirizzo prenotazioni@prolocochioggia.org. Secondo appuntamento venerdì 1 novembre con Copywriters, la rassegna letteraria curata da Stefano Spagnolo all'Osteria I Coppi, in via Felice Cavallotti 373 a Chioggia. Dopo l'esordio dello scorso venerdì con lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci, domani al locale di Calle Palazzo faranno scalo Veronica Raimo e Marco Rossari, quest'ultimo un habitué degli happening letterari clodiensi. L'occasione è data dalla presentazione del volume Le Bambinacce per i tipi di Feltrinelli. È possibile prenotare la propria presenza all'indirizzo osteriaicoppi@gmail.com oppure telefonando al numero 041 40 06 27 chiamando dalle ore 16 in poi. Il costo per persona è di 20 euro e comprende una copia del libro oltre a una selezione di cicchetti made in Coppi.